Con Rosario Padovano c'è appunto Tabaro. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Abbiamo invitato Angelo Tabaro, candidato a sindaco del comune di Portogruaro. Parliamo di metodo in questa campagna elettorale. Tra l'altro la chiusura delle liste si è svolta con qualche novità che riguarda la sua coalizione, se non sbaglio. Beh, diciamo che come era previsto noi abbiamo avuto le 5 liste sulle quali stavamo lavorando: la lista civica per Tabaro, il Popolo della Libertà, la Lega Nord, gli amici dell'UDC, quelli veri, quelli di Portogruaro, che sono stati costretti a fare una lista civica, la lista al centro per Portogruaro, e poi i pensionati. Purtroppo però è successo che alcuni, chissà perché, chissà a chi fa paura la candidatura di Tabaro, da San Donà si sono mossi per costruire una lista dell'UDC che nulla ha a che fare con Portogruaro. Ora, non ci sono portogruaresi in quella lista, come non ci sono, o sono pochi portogruaresi anche in altre liste. Cioè lei, candidato Tabaro, sta lanciando comunque delle accuse? Io sono un portogruarese disponibile a lavorare per Portogruaro e vedo che ci sono in altre realtà delle persone estranee a Portogruaro che stanno lavorando per fare liste evidentemente contro la mia lista. Ma questo metodo, peraltro, è importante, perché io ai miei ho detto tutti devono ragionare, lavorare in campagna elettorale con onestà intellettuale, con correttezza. Cioè noi dobbiamo dire le cose che pensiamo, non dobbiamo dire bugie, non dobbiamo dire falsità, perché un voto guadagnato con la falsità è un danno al cittadino. Ebbene, mi dicono chi è stato secondo lei l'ideatore di questa lista? Non vorrei definire civetta, insomma, però. Ma non vado in cerca, certamente i nomi sono abbastanza noti e chi legge la lista trova subito i nomi. È gente di San Donà, non è gente di Portogruaro. Purtroppo non ho più tempo per poter fare un'altra riflessione invece sulle falsità che qualcuno sta mettendo in giro e che usa come criterio di campagna elettorale. Rapidamente, chi è questa persona? Beh, io non lo so, ripeto, il discorso riguarda Pradipozzo e Lugnana. Benissimo, benissimo, alla prossima puntata del telegiornale magari torneremo sull'argomento. Noi chiaramente siamo disponibili per una replica a signor Bergamo, gliela devo chiedere, insomma, se vuole venire a illustrare le caratteristiche della sua lista, insomma, siamo curiosi di conoscerlo. Ed è tutto dalla Veneto, la linea può tornare alla redazione centrale. Bene, bene.